Nella legislatura con la più ricca componente femminile della storia del Consiglio regionale è una grande soddisfazione il fatto di aver trovato veramente incontro su tutti gli argomenti che sono stati presentati. Questa panchina servirà a monito per noi, per ricordarci sempre l'importanza della lotta contro la violenza sulle donne, non solo a noi ma anche a chi sarà in questo palazzo, anche semplicemente in visita, o a chi sarà dopo di noi. L'Osservatorio ha il compito di aiutarci a comprendere esattamente per quale ragione le donne continuano ad essere vittime di violenza fisica, violenza psicologica, violenza economica, che è la ragione per cui le donne rimangono indietro sul fronte del lavoro e sul piano appunto economico. Un fenomeno complesso che non coinvolge soltanto il nostro Paese, ma che trasversalmente colpisce tutte le democrazie occidentali. Io credo che serva approfondire, serva capire quali sono le origini di questa discriminazione profonda, e all'Osservatorio il compito di aiutarci in questa analisi, che non può essere una semplificazione, ma che deve andare in profondità per cambiare la cultura della società. Lo abbiamo fatto approvando nel 2022 una legge per la parità salariale tra uomini e donne, sempre su mia proposta, l'abbiamo fatto pochi mesi fa con l'istituzione dell'Osservatorio e l'abbiamo fatto oggi nominando i componenti di questo osservatorio. Una legislatura che sul fronte del lavoro femminile e della condizione delle donne ha fatto molti passi in avanti in una regione che vuole essere avanguardia su questi temi, e dunque oggi abbiamo voluto anche simbolicamente lasciare l'eredità di lavoro di questa legislatura, chiedendo all'ufficio di presidenza di installare una panchina rossa nel nostro cortile interno. Deve essere un messaggio, un simbolo che lanciamo a chi verrà dopo di noi, come si dice, affinché su questa strada che abbiamo cominciato ad intraprendere si continuino a fare passi in avanti.